È stato trovato morto nel parcheggio di un distributore Lorenzo Marchetto, agricoltore 56enne di Lonigo residente a Sarego. A trovare il corpo a terra con segni di schiacciamento della testa, probabilmente dovuti ad un urto con un mezzo pesante, è stato un dipendente dell'area di servizio Loro di Almisano, lungo la strada provinciale 17 che collega Lonigo a Montebello, che intorno alle 7 di stamane ha chiamato i soccorsi. Oltre al suo sono intervenuti sul posto i militari della locale stazione, unitamente ai militari della stazione di Sossano e il pubblico ministero Pipeschi. L'ipotesi al vaglio degli uomini dell'Arma, che sono stati occupati tutta la mattina per i rilievi tecnici, è quella dell'incidente, una probabile manovra fatale costata la vita al 56enne che, parcheggiata la sua auto, sarebbe stato travolto dal mezzo pesante senza essere soccorso. Parcheggio lungo la strada che porta al casello autostradale in cui di notte autotrasportatori sostano per riposarsi. Una scorta stanotte io e dovevo fare un'altra scorta stamattina e mi sono fermato qualche ora a dormire e nel profondo sonno ho sentito un classo di un camion che ha suonato forte, solo questo ho sentito. So che c'era stamattina presto, verso 3:30, 3:40, dei camion parcheggiati, erano 5 più o meno. Gli elementi fino a qui raccolti dagli inquirenti fanno sperare ad una svolta sulle indagini concentrate a riconoscere ed accertare le responsabilità dell'autista alla guida del mezzo, ricerche che procedono anche grazie all'acquisizione delle immagini della videosorveglianza.